Sentire Ascoli. Ascoli stanno orientando in questo momento i giocatori al termine del primo tempo, ribadisco 0-0, è stato un primo tempo accettabile con il Padova che ha esercitato a lungo il dominio territoriale in virtù di un miglior centrocampo, un dominio però sterile contro un Ascoli che si è affidato essenzialmente al contropiede. I padroni di casa, giocando di rimessa, come detto, hanno avuto però due palle gol sciupate entrambe, la prima con Falconieri che ha mancato in scivolata il tocco decisivo, la seconda con Di Donato con un tiro al volo alto da posizione favorevole dopo un ottimo cross dalla destra di Gazzola. Una partita corretta senza ammoniti. Nocera avanti adesso l'Ascoli, attenzione, Soncini, il controllo, il tiro, la palla sfiora il palo sinistro, poi fissato però un intervento del portiere, quindi calcio d'angolo, dunque Ascoli vicino al gol. Al 21esimo, nel periodo non collegato, azione da Moviola, Cutolo, attaccante del Padova, è andato a terra in area di rigore, l'arbitro lo ha ammonito per simulazione. Seguiamo questo calcio d'angolo per l'Ascoli, battuto da Pedersoli, palla alta centro area, facile la parata del lungo e aiutante portiere del Padova Pellissoli, che attende che si piazzino i Pumani, poi con le mani mette in azione Donati, velocissimo il difensore esterno destro, supera il del campo, del pallone in avanti a Cutolo, Cutolo si accentra, poi lascia partire un tiro rimpallato di testa, vediamo da Faisca, ancora sulla palla i centrocampisti del Padova, Italiano sulla sinistra, il lancio è intercettato ancora dai giocatori dell'Ascoli, è Sbaffo che aggancia la sfera e imposta un tema offensivo dando il pallone a Pasqualini sulla sinistra. Il 25esimo della ripresa, Ascoli 0, Padova 0, non c'era. Si è resa pericolosa. Gran gol del Padova dal limite dell'area di rigore. Lazarevic ha messo il pallone sotto la traversa. Lazarevic è uno che ha una grandissima velocità, la porta non la vede mai. Oggi ha realizzato un grandissimo gol dal limite, pallonetto sotto la traversa. Cambio il risultato ad Ascoli al 33esimo, Ascoli 0, Padova 1. Mazzeo. Deve battere un calcio di Il punizione. raddoppio del Padova, dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo, è partito in contropiede da metà campo Cutolo, con grande freddezza ha percorso 30 metri, palla al piede, ha dribblato il portiere e ha messo il pallone in rete. Protestano i giocatori dell'Ascoli, l'arbitro comunque Scusami, è finita Vicenza 0, Regina 0. Ha convalidato il gol. Siamo a 30 secondi dallo scadere del 50esimo, ribadisco il risultato: Ascoli 0, Padova 2, il raddoppio di Cutolo, non c'era. Il pubblico sandoriano Scusa verso la Mazzeo, sua è squadra. finita la partita di Ascoli 0, Padova 2, a te la linea.